con Davis Casetta, capolista di Padova 2020 nella corsa alle amministrative 2014. Parliamo di un'opera molto importante per Padova, come dire, cavalcata da molti, ma poi mai realizzata in questi anni, la grande incompiuta, l'idrovia Padova-Venezia. Nel vostro programma è uno dei punti più importanti. Oggi arriva anche dalla Regione, dalla voce dell'assessore all'ambiente Maurizio Conte, questo impegno, dice un'opera determinante, importantissima per la difesa idrogeologica e non solo. Come le dobbiamo interpretare queste affermazioni? Sono parole da campagna elettorale oppure c'è qualcosa di concreto? Ma siamo felici di questa presa posizione dell'assessore Conte. L'argomento idrovia è un argomento che ciclicamente viene riproposto sulla scena politica. Il problema è che negli ultimi anni il problema dell'assetto idrogeologico e del rischio alluvioni è evidente a tutti e si ripete di anno in anno. Quindi è quanto mai, come dire, necessario e prioritario questo tipo di opera. La prendiamo come un buon proposito, siamo contenti che ormai sia da sinistra a destra tutti vedano l'idrovia come quell'elemento necessario a risolvere i problemi idraulici del territorio padovano. Attendiamo di vedere anche i risultati e la presa d'atto delle deliberazioni che serviranno poi a portare avanti questo tipo di progetto. Ricordo che in passato abbiamo già detto sì all'idrovia senza camionabile, non vorremmo ritrovarci ancora progetti di camionabili lungo il canale. Deve essere un canale scolmatore con la portata adeguata a risolvere i problemi idraulici del territorio e va verificato appunto la convenienza economica a farlo diventare anche un mezzo, una via di trasporto commerciale.